Oggi prepariamo questa delizia, crostata morbida con crema pasticcera e fragole. Lavoriamo per qualche minuto, zucchero con uova e pizzico di sale. Aggiungiamo tutti gli altri ingredienti che troverete scritti alla fine del video e sotto in descrizione. Il cucchiaino di lievito lo mettiamo nella farina e l'aggiungiamo setacciando. Imburriamo ed infariniamo la teglia furba da 28 cm e sul fondo un foglio di carta da forno. Mettiamo il composto e inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per 20-25 minuti. Per la bagna facciamo cuocere per qualche minuto le fragole con 2 cucchiai di zucchero e succo di limone. E una volta freddo lo mettiamo sulla crostata. Mettiamo la crema pasticcera a ciuffi e decoriamo a piacere con le fragole. Per far rimanere le fragole lucide ho usato la mia gelatina di mele cotogne. L'ho scaldata sul fornello con un po' d'acqua e spennellata sulle fragole. È una vera delizia, provala e facci sapere nei commenti se ti è piaciuta questa ricetta.